tutti, mi trovo a Larino, sentite le campane? Suonano a festa e guardate queste bellissime decorazioni. Ieri abbiamo assistito allo spettacolo delle luminarie, oggi però voglio cogliere l'occasione per parlarvi di un fatto sì nefasto della nostra storia, ma che merita di essere ricordato, per cui se siete curiosi, allora io, Beniga di Gonto. La vedete, questa targa è stata dedicata a Umberto I, re di Savoia, purtroppo diventato famoso per il suo regicidio. Umberto I di Savoia aveva conquistato il titolo di Re Buono perché aveva contribuito personalmente a risolvere il problema dell'epidemia di colera a Napoli nel 1884 e per l'abolizione della pena di morte attraverso la promulgazione del codice Zanardelli. Dopo, la sera del 29 luglio del 1900, mentre Re Umberto si apprestava a tornare a casa sua nella Villa Reale di Monza, è stato ucciso da un anarchico. Morì sotto i colpi d'arma da fuoco. Questo anarchico ce l'aveva contro di lui per via dei morti che c'erano stati durante i tumulti di Milano. È stato portato a Villareale quando era ormai già morto, dove la regina, sua moglie, la regina Margherita, era già stata informata di questo triste avvenimento. Per consentire a suo figlio Vittorio Emanuele III e alla regina Elena del Montenegro, che si trovavano in crociera, di rientrare a Monza per poter partecipare ai funerali del padre, l'avevano conservato nel ghiaccio e nella formalina dentro una vasca da bagno. La formalina è un potentissimo battericida che viene utilizzato per la conservazione dei cadaveri. Se voi andrete alla Villa Reale di Monza vi mostreranno proprio questa vasca da bagno dove era stato conservato appunto il corpo della re oramai morto. È un fatto nefasto della nostra storia, però è per ricordare il nostro passato. Grazie per aver visto il video, vi saluto e a presto.